Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Buona settimana. Direi che inizierà una settimana dal sapore prettamente autunnale a causa delle piogge che interesseranno diversi giorni. Direi di concentrarmi soprattutto sulla giornata di lunedì e martedì, che dovrebbero essere probabilmente le giornate più critiche dal punto di vista delle precipitazioni. Per capire cosa accadrà in sostanza iniziamo con una mappa in quota circa 5.500 metri che ci fa vedere quelle cerchio verde in corrispondenza tra l'Italia e la penisola iberica. Si tratta di brutto tempo, in gergo goccia fredda, è una mappa in quota appunto che attirerà una saccatura che è presente nel nord Europa, con i colori verdi si uniranno e daranno origine ad un peggioramento del tempo che appunto caratterizzerà buona parte della settimana. Facendo uno zoom per il nord-est possiamo dire che partiamo da un lunedì quando il tempo sarà tutto sommato tranquillo, parecchie nubi, però nel corso della serata, ancor più nella nottata, il tempo è destinato a peggiorare. Avremo piogge intense specialmente mercoledì, con quantitativi abbondanti sulle zone montuose e sulle aree orientali, anche superiori ai 70-80 mm. Direi che questa situazione di tempo incerto ci terrà compagnia per gran parte della settimana. Anche mercoledì e giovedì il tempo sarà brutto, con precipitazioni meno intense, perché una figura di bassa pressione si inserirà sul Mediterraneo e faticherà ad allontanarsi. Sarà poi da capire anche eventuali influenze fredde come potrebbero interessarci nel proseguo di giorni. Per ora è tutto, auguro a voi tutti una buona settimana e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.